allenamento a leggere. Oltre il weekend che viene fatto per la maratona, ci sono tutti gli allenamenti, come una maratoneta che si deve allenare piano piano, poi sempre più veloce per arrivare preparato alla maratona del weekend. La maratona di lettura è una bellissima occasione per incontrare in biblioteca autori e scrittori e per condividere la passione e il piacere per la lettura. Sia partecipazioni per le scuole, ma soprattutto anche partecipazione libera, le letture, i laboratori durante l'estate per la preparazione. La biblioteca generalmente cerca di invitare spesso autori per proprio dare la possibilità ai lettori di incontrarli e c'è una grandissima risposta da parte dei partecipanti dei nostri gruppi di lettura e da parte di molti lettori appassionati che seguono la biblioteca. Anche i gruppi di lettura partecipano alla maratona. Segnatevi questa data, Verona, 25 maggio 2024, raduno dei gruppi di lettura del Veneto. La maratona di lettura è sicuramente una bellissima occasione, direi un'occasione di ricchezza, di incontri, di possibilità nuove di letture e per i ragazzi sta diventando una tradizione sempre più sentita a cui partecipano davvero con entusiasmo. Il senso dell'allenamento è quello di prendere confidenza con i libri, con la lettura, arrivare con il giusto spirito, il giusto entusiasmo, anche la giusta aspettativa di condividere una lettura con altri lettori appassionati. Finalmente non sono solo protagonisti i libri, ma anche i lettori. La maratona di lettura, come l'inizio dell'anno accademico, come l'inizio dell'anno pastorale, come il Capodanno, è l'inizio dell'anno bibliotecario. Veneto Legge è una straordinaria opportunità per tutti noi, per chi lavora nelle biblioteche, quindi per i bibliotecari, per promuovere la lettura, ma anche per le persone che non amano leggere e che si avvicinano in questo modo alla lettura.